pomeriggio a tutti. Allora, io appunto vi presento questo progetto che è Sorbiotrap, è un progetto di durata triennale iniziato nel 2025 che parla appunto dello sviluppo di un sistema orticolo biologico basato su trapianto in pacciamatura verde. Progetto che prevede come partner l'Università di Padova, AIAB ed ERSA. E questo progetto, appunto, come dice l'acronimo, intende mettere a punto su scala aziendale la pratica di trapianto di colture ortive su pacciamatura vegetale, che poi vedremo abbiamo anche diversificato in alcuni casi, utilizzando delle esperienze che sono state maturate soprattutto nel nord Europa su semina su sodo e poi anche su trapianti su sodo, cosa che invece tecniche che invece in Italia sono ancora molto poco diffuse. La finalità del progetto è stata quella di ottimizzare in primis la gestione delle malerbe nell'ambito biologico, questo quindi è ricaduto anche sulla tutela della fertilità del suolo, dell'erosione, nonché della copertura vegetale permanente, cercando di, appunto, di tenere il terreno coperto il più possibile durante l'anno. Questo porta anche a una riduzione dell'impatto di costi effettivi dovuti alla meccanizzazione, alle operazioni meccaniche e soprattutto poi cercare anche di dare appunto alla pianta una resilienza maggiore grazie alla presenza di questa pacciamatura che comporta anche un apporto irriguo, un piccolo apporto irriguo e soprattutto anche fa un po' da tampone rispetto alle temperature e agli sbalzi termici durante l'anno. E come ultimo obiettivo anche quello di migliorare la qualità degli ortaggi, soprattutto dal punto di vista quantitativo. Gli obiettivi operativi sono stati quelli di identificare appunto quali possano essere le soluzioni migliori di pacciamatura vegetale a secondo del tipo di azienda e soprattutto anche performanti per la macchina che abbiamo utilizzato e che stiamo utilizzando ancora. Naturalmente doveva essere anche paragonata e simile il più possibile alla macchina operatrice che usa direttamente l'azienda proprio per non creare troppe differenze. Una volta appunto realizzato il terreno, potete notare nella foto in basso a sinistra appunto le varie tipi di pacciamatura vegetale e non, e quindi poi alla fine cercare appunto tramite i risultati e i dati che abbiamo ottenuto di mutuare il più possibile questa esperienza in più aziende e soprattutto per più varietà e colture possibili. Per adesso il piano di attività riguarda appunto la sperimentazione in 2 aziende orticole biologiche che hanno delle differenti caratteristiche pedoclimatiche, che sono poi diciamo prove fatte sia in pieno campo che in serra, quindi in ambienti differenti. Abbiamo messo a confronto 2 o più tesi con appunto pacciamature vegetali diverse, con 2 o più colture in epoche diverse di trapianto, quindi abbiamo fatto dei trapianti primaverili e dei trapianti estivo-autunnali. Prendendo in considerazione un'annata agraria intera, possiamo vedere come siamo partiti da una semina di cover crop a fine estate, inizi autunno, l'accrescimento di questa cover crop durante il periodo autunno e inverno, in tarda primavera la cover viene allettata o trinciata in base appunto alle esigenze. Come potete vedere nella foto in basso a destra c'è la presenza del campo che è pronto per la stenditura del telo pacciamante, accanto c'è invece la cover trinciata e invece ancora in piedi c'è la cover che è stata poi allettata come vedete nella foto accanto. Allora, scusate, sapevo che ero andato avanti un po' di più. Allora, in alcuni casi appunto abbiamo previsto anche l'aggiunta di fieno trinciato dove appunto la cover non era riuscita a darci una biomassa adeguata all'impiego che volevamo avere. Subito dopo quindi aver realizzato il tutto siamo partiti con i trapianti degli ortaggi, sia con il metodo appunto con la trapiantatrice utilizzata durante il progetto che con quella classica in dotazione presso le aziende che ci hanno ospitato per la prova. Subito dopo appunto abbiamo iniziato a fare i rilievi di campo, le raccolte e poi a fine diciamo del ciclo, quindi dell'annata agraria, abbiamo ripreparato il letto di semine e seminato la nuova cover.
Le aziende che ci hanno ospitato e che ringrazio soprattutto per la disponibilità, sono un'azienda che si trova nel comune di Basigliano e l'altra nel comune di Pertegada. Adesso vedremo in dettaglio un po' le prove che abbiamo svolto da loro. Per l'azienda appunto di Basigliano, la Contè, abbiamo individuato due appezzamenti, uno chiamato appezzamento Nord, vedete in colorazione rossa, non so se... Ecco, ok, mentre l'altro appezzamento, appezzamento sud, è per i trapianti estivi. Come potete notare da, diciamo, da questi grafici qua, ogni appezzamento è stato diviso in circa un terzo ciascuno, con l'assegnazione di appunto la coltivazione di lattuga, zucchino e pomodoro, in questo senso. Invece in quest'altro senso, come vedete dalla foto accanto, dal grafico accanto, finocchio, cavolo broccolo e cavolo romanesco. Per brevità vi illustrerò solamente i risultati delle prove che poi diciamo sono quelle che hanno dato risultati come primo anno un po' più interessanti, considerato appunto che è il primo anno di prova, quindi sono comunque dei dati ancora diciamo freschi e da testare e valutare a fine del triennio. Comunque ci hanno dato appunto già delle indicazioni molto interessanti in base proprio alle varie tipologie di terreno, di pacciamatura vegetale utilizzata e di gestione poi dell'agrotecnica di tutta la prova. Per quanto riguarda il pomodoro, allora parlando del peso di bacche commerciali, possiamo notare come la tesi trinciato più aggiunta di fieno abbia dato statisticamente una produzione più alta rispetto alle altre due tesi. Questo diciamo, è avvalorato anche dal grafico accanto che ci mostra come la produzione della tesi aziendale ha avuto un largo, diciamo, un valore molto alto di bacche marce. Le bacche marce purtroppo, come vi hanno già detto le mie colleghe in precedenza, è stata un'annata molto particolare e diciamo il tempismo perfetto, quasi perfetto, è stato ottenuto dalle piante della tesi trinciato più fieno che si sono allineate perfettamente o quasi con l'andamento climatico, mentre nell'aziendale che era più precoce abbiamo avuto uno sviluppo anticipato delle bacche e nel periodo di luglio con piogge alternate poi a temperature alte al sole non hanno fatto altro che bruciare le bacche nella parte inferiore e poi far partire il marciume. Quindi questo è stato sicuramente il significato del quantitativo alto di bacche marce. Mentre nella tesi allettata, come potete vedere dalla foto, lo sviluppo della pianta di pomodoro è stata molto più lenta rispetto allo sviluppo delle infestanti, che se la sono letteralmente mangiate, e quindi la pianta ha avuto uno sviluppo molto più ridotto rispetto alle altre due tesi. Per quanto riguarda invece la prova sulla lattuga, qui c'è da fare un discorso leggermente un po' sì, diverso, in quanto le tesi aziendali sia sulla lattuga canasta che gentile, come non vi avevo detto prima, ma la prova di lattuga è stata divisa in due tipologie diverse. Abbiamo fatto appunto una prima parte con la lattuga gentile e la seconda con la canasta. Hanno dato le migliori performance per entrambe le tipologie, la tesi abbiamo detto allettata mentre l'aziendale anche qui ha evidenziato una maggiore precocità, ma c'è stato molto più scatto. Anche questo dovuto probabilmente al contatto delle foglie basali con il tessuto, con il telo nero e che le ha appunto un po' bruciacchiate. E la tesi invece trinciato paglia, a differenza di quanto si è visto nel pomodoro, hanno dato risultati inferiori proprio perché in quel periodo, nel mese di giugno, che ha fatto molto caldo, in quel periodo lì la lattuga non è riuscita a svilupparsi bene, a formare un bel apparato radicale. Nella invece seconda azienda di Pertegada vi ho voluto riportare solo quello che vedete, il grafico colorato, è giusto per darvi un'idea del lavoro che stiamo facendo. Comunque sono messi a confronto su due solamente tesi, quindi una tesi aziendale col telo e l'altra invece con la cover crop allettata, prove su bieta colorata, bieta barese, quindi quella a costa bianca larga, e cicoria.
Abbiamo fatto 5 trapianti da inizio ottobre e l'ultimo l'abbiamo fatto 3 settimane fa, quindi diciamo i dati sono ancora in via di raccolta e insomma speriamo il prima possibile di fornirvi anche questi dati. Però diciamo già dalle prime raccolte abbiamo visto che ci sono anche qua delle differenze sostanziali. Naturalmente, a fine diciamo, del primo anno di prova abbiamo evidenziato già delle criticità, come aveva detto anche prima la mia collega Valentina, la scelta della cover crop è molto molto importante, come è molto importante il rispetto delle tempistiche della cover stessa che vanno assolutamente rispettate. Naturalmente il problema che abbiamo avuto in alcuni casi, scusate, è quello di ottenere un'adeguata biomassa, proprio per quello abbiamo dovuto aggiungere del fieno in alcune tesi e questo, poca produzione di biomassa spesso diciamo, aiuta poi lo sviluppo di infestanti e quindi anche la gestione degli infestanti sicuramente è una cosa che dobbiamo migliorare per alcuni aspetti. Il settaggio della trapiantatrice, anche lì ci stiamo lavorando perché naturalmente ambienti diversi, terreni diversi, la trapiantatrice è una sola, è versatile sì, ma non è proprio, cioè bisogna un attimo conoscerla e capirla bene e poi ecco, impostarla nel migliore dei modi. E naturalmente anche una pianificazione accurata delle specie ortive è sicuramente molto molto importante. Tutto quello che andremo a fare ancora è quello di appunto raccogliere tutti i dati dei nuovi trapianti, finire di pianificare per bene l'attività dei prossimi 2 anni e come ho detto appunto sistemare al meglio la trapiantatrice per ottenere il massimo e quindi mi rifaccio sempre al discorso prima di Valentina, ottimizzare proprio l'agrotecnica soprattutto per quanto riguarda le cover crop, le lavorazioni e le concimazioni. L'idea nostra è anche quella di cercare di ampliare il più possibile il numero di aziende, sempre entro un range insomma umanamente fattibile per noi, e poi quello di, per chi naturalmente è interessato, divulgare i risultati e darvi insomma tutte le informazioni del caso. Vi ringrazio per l'attenzione.